Allora, quando l'avvocato D'Aplan mi ha chiesto di fare questo intervento, sono stato contento anche perché partecipare ad un convegno con una platea competente è sempre piacevole. Un po' meno quando mi ha segnato i temi, perché quando mi dici i principi, gli obiettivi perseguiti dalla legge, normalmente è un tema importante, ma nel nostro caso i principi, gli obiettivi sono rappresentati da delle norme scritte, a mio modo di vedere anche bene scritte. Quindi il rischio è, in questa mia relazione, di essere ripetitivo. E non voglio esserlo e ci proverò a non essere ripetitivo, pur dovendo rimanere dentro nell'alveo segnato da queste norme. Io ritengo, in un primo approccio con questa legge, che sicuramente questa legge, gli obiettivi perseguiti da questa legge, segni il tracollo definitivo dell'urbanistica tradizionale. Non l'inizio del tracollo. L'inizio del tracollo possiamo andare a vedere 25-30 anni fa, a fine degli anni 80-90, quando tutta la pianificazione urbanistica che veniva calata dall'estero, piani particolarizzati di centri storici, che altro non è stato se non esercizi di stile, perché buoni a partecipare a mostre che dopo non venivano nella realtà attuati, è stata sostituita lentamente da questa urbanistica contrattata. L'esempio Veneto è dato dai PUEA, questa probabilmente ha fatto un'ubriacatura del volume del Veneto, soprattutto dopo l'entrata in vigore della legge 11, che aveva posto dei termini brevi entro cui bisognava approvare se non si perdeva un treno. E tanti autori ritengono sicuramente che questa urbanistica contrattata, leggevo poco fa un libro di Benevolo sul tracollo dell'urbanistica tradizionale, e secondo lui l'urbanistica contrattata è stata la morte dell'urbanistica tradizionale. Io non sono così pessimista, o comunque non la vedo mai sinceramente l'urbanistica contrattata. Anche la nuova legge, tra gli obiettivi perseguiti dalla Regione nella pianificazione, dice che la Regione deve cercare di trovare un raccordo tra il pubblico e il privato, perché una pianificazione calata dall'alto senza sentire se gli operatori economici, i proprietari sono in grado di recepire la normativa, è una pianificazione che non porta a nulla. E quindi io ritengo che questa legge qui comporti il superamento della vecchia pianificazione, che poi è continuata, perché dopo il PUE abbiamo visto gli sportelli unici, dopo gli sportelli unici il piani casa, ossia si interviene solo con disposizioni derogatorie. Questo cosa vuol dire? Che la pianificazione tradizionale non è più in grado di dare risposte concrete per una trasformazione e controllo del territorio. Questa legge quindi è intervenuta alla fine per me di un processo per chiuderlo, e l'ha chiuso con una legge, a mio modo di vedere, dettata sicuramente dall'emergenza, l'emergenza di porre una diga a questa trasformazione di queste aree di espansione, chiamiamolo così, di superfici naturali. Perché? Perché abbiamo il territorio disegnato di edifici vecchi, vuoti e vecchi, che vanno rigenerati e vanno rigenerati. Entrando poi adesso ad analizzare i vari articoli, i primi 3 articoli che dobbiamo vedere assieme, spero di essere veloce, perché a mio modo di vedere uno degli articoli più importanti della legge 14 è il primo capoverso dell'articolo 1, il quale dice che il suolo, risorsa limitata e non consumabile, è bene comune. Ora, il nostro ordinamento non dà una definizione di bene comune, probabilmente non è neanche una definizione giuridica, anche se ormai dottrina e giurisprudenza ne fanno ricorso spesso. Un bene comune, se noi dovessimo dare una definizione breve riassumibile dalle varie cose, è un bene che, indipendentemente dalla sua appartenenza, perché può essere pubblico, privato, persona fisica, persona giuridica, è quel bene che serve per perseguire un interesse collettivo primario. E nel nostro caso il legislatore è andato oltre, perché oltre ad averlo definito bene comune, dice anche quale sia l'interesse collettivo primario che il suolo deve perseguire, e lo dice continuando dicendo
che appunto per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione. Quindi questi sono gli interessi collettivi che il suolo deve perseguire. Le prime osservazioni che possono fare nel primo approccio di questo primo capoverso importantissimo è quello di dire: ma come? Esiste un articolo 2 dedicato alle definizioni e la definizione del suolo mi finisce al primo comma dell'articolo 1. Io ritengo che questa scelta sia corretta. È una scelta corretta perché il suolo va oltre le definizioni della legge. Il suolo è la giustificazione della legge. L'aver introdotto il consumo zero del territorio trova la sua giustificazione non solo giuridica, ma sul concetto del suolo come bene comune, che non è un'invenzione veneta, deriva dalla circolare della Commissione a suo tempo europea, che aveva introdotto la necessità, ravvisato la necessità di portare al consumo di un territorio uguale a zero. E quindi abbiamo questo primo principio: il suolo, in quanto bene consumabile e non ripetibile, è un bene comune, va salvaguardato nel suo consumo. L'altra cosa che a me ha colto è che non è indicato tra gli interessi comuni perseguiti dal suolo l'edificazione, perché è sicuramente un interesse comune avere un'abitazione, avere gli impianti produttivi nel territorio. Il terreno persegue anche questo interesse comune, ma non è indicato nel primo capoverso. L'abitazione rimane pur sempre un diritto costituzionalmente garantito, ma non c'è l'elencazione. Anche questo io credo che sia una dimenticanza voluta. Non è che il legislatore si sia dimenticato che il suolo persegue anche l'interesse comune di avere l'abitazione, di ricevere i fabbricati, solo che, dovendo arginarsi contro questa invasione di fabbricati, ha ritenuto di soddisfare questo interesse comune col secondo capo della legge, lì dove dice che questo interesse va perseguito attraverso il recupero degli edifici già eseguiti. Un'ulteriore e terza riflessione che mi viene da dire, ma qui lo dico proprio in punta di piedi, è che forse questa definizione e queste limitazioni introdotte solo con legge regionale, pur quanto avviene l'esercizio di un potere sussidiario dello Stato che non ha ancora fatto la legge sul consumo del territorio, ma del resto stiamo aspettando la legge urbanistica da chissà quando, che ormai non verrà neanche più promulgata, e quindi io credo che forse sarebbe stato sulla definizione di suolo introdotto con tutte le limitazioni che comporta con legge regionale una perplessità mi fa sorgere. Se poi prendiamo il secondo capoverso, prendendo gli interessi che deve perseguire il suolo, stabilisce anche che il capo 1 di questa legge qui persegue la tutela di questi interessi. Non sto ad elencarli, perché basta leggerli e non sono di particolare difficile comprensione. La cosa che per interesse mio personale mi ha lasciato colpito è che ormai l'agricoltura non viene più considerata una semplice attività produttiva, ossia l'agricoltura qui la troviamo finalizzata nonché per la produzione agricola, finalizzata non solo all'alimentazione, ma anche una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio. Ossia l'agricoltura in Europa è un'attività sovvenzionata, però è una funzione importantissima per il nostro territorio. L'agricoltore non è più un agricoltore, è il custode del territorio. Se non vengono terrazzate le colline sopra Genova, l'acqua poi dilava quando piove. Ed è chiaro che la sovvenzione che viene data all'agricoltore, che da molti viene considerata quasi un obolo che viene data a delle persone, in realtà rappresenta un giusto corrispettivo che la collettività dà a quelle persone che fanno un lavoro che probabilmente non rende e che ha bisogno pertanto di essere, e quindi si va oltre alla legge 58, la legge 24, in cui veniva vista soltanto come funzione produttiva, ma l'attività agricola viene vista come un'attività di salvaguardia del territorio, un'attività quindi che è giusto sovvenzionare nel caso in cui non dà reddito.
sto parlando delle aree del Prosecco. Ora, se poi andiamo adesso a guardare e a parlare velocemente sulle definizioni. A mio modo di vedere, le definizioni rappresentano l'elemento critico di questa regola, l'elemento critico anche dove si potranno poi indomani noi avvocati, giudici, scatenare il problema. Perché? Perché il problema, se voi andiamo a vedere le definizioni, mi soffermerò a fare una riflessione solo sulle prime 4 definizioni, quelle poi le lasciamo agli architetti che trattano un linguaggio diverso dal mio, che sono quelle importanti ai fini del consumo del territorio. E mi riferisco innanzitutto al concetto di superficie naturali e seminaturali. State attenti, se avete la legge vi consiglio di seguirmi leggendo la definizione dell'articolo 2, la lettera A, che è importantissima perché il consumo del territorio è la riduzione della superficie naturale, la quale ti dice che tutte le superfici non impermeabilizzate, comprese quelle situate negli ambiti di urbanizzazione consolidate, utilizzate o destinate a verde pubblico. Quindi bisogna fare una distinzione su queste aree che sono naturali, quelle che sono fuori, le aree di urbanizzazione consolidata, e le aree che sono dentro. Le aree che sono dentro sono naturali e quindi il cui consumo non si possono consumare, non basta che non siano permeabilizzate, è necessario anche che abbiano e utilizzate o destinate a verde pubblico e ad uso pubblico. Cosa significa? Significa che, se adesso andiamo a vedere, che un'area all'interno della urbanizzazione consolidata che non sia permeabilizzata, che sia libera, ma che non è destinata a verde pubblico o non è verde pubblico, astrattamente, se la utilizzo non mi determina il consumo del territorio. E quindi voi capite come l'intero problema si concentra su qual è questa linea che determina l'urbanizzazione consolidata, che subito il nostro legislatore con questa legge, a proposito della crisi della urbanistica tradizionale, ha subito preso le distanze dall'urbanistica tradizionale. Perché? Perché no, non è mica quella del patto. Uno dice, quella è quella del patto, l'abbiamo fatti 2 anni fa, 3 anni fa, abbiamo individuato la via. No, ti dice nella definizione di urbanizzazione consolidata, così come anche in quella delle zone agricole, ti dice qual è l'area ad urbanizzazione consolidata. Sono, e vedete la lettera E, l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse di completamento destinate allo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature, e dà tutta una definizione di quali sono queste aree di urbanizzazione consolidata, concludendo che non necessariamente coincide con la delimitazione del patto. Questa definizione non è destinata a durare molto. Perché? Perché i comuni poi dovranno fare una variante ai loro strumenti e fare questo tipo di delimitazione nei loro strumenti, che diventa, parliamoci francamente, decisiva per le sorti di edificazione di un'area. Perché se si è fuori e quest'area non è permeabile, è permeabile, sicuramente determina il consumo del territorio. Una volta che è dentro e non è destinata o utilizzata come verde pubblico, non è destinata, secondo la definizione, non dovrebbero finire però le aree di espansione, perché loro parlano di completamento, ma è un concetto vago. Una volta che uno finisce all'interno del perimetro che andrà a delimitare il comune come adeguamento del patto, non si dovrà più andare a verificare questa disposizione, a mio modo di vedere, perché sarà quel perimetro che ha introdotto l'amministrazione comunale negli strumenti urbanistici che mi dirà dove sono e se questa determina consumo del territorio. Quindi voi capite come, ed è
Il problema credo che andrà a riguardare le aree di espansione, perché nulla toglie che il comune potrebbe considerare di espansione, perché questa è una valutazione di fatto che verrà fatta un domani sulla base delle linee guida che darà la regione. Ma qui, a mio modo di vedere, si gioca la partita. Su questa delimitazione dell'urbanizzazione consolidata. Di per sé, però, rimanendo alla definizione, un'area di espansione che attualmente il patto mi considera dentro e io potrei avere approvato un piano attuativo, non lo posso fare. E questa per me, su queste definizioni, è importante. L'altra questione che a me pare interessante da sottolineare sulle definizioni è nel concetto di consumo del suolo, che viene considerato l'incremento della superficie naturale e seminaturale, che è la definizione che abbiamo visto poco fa, da interventi di impermeabilizzazione del suolo, da interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione, che ne compromettono le funzioni ecosistematiche e le potenzialità produttive. Il calcolo del consumo del suolo si ricava dal bilancio tra le predette superfici e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale. A me questa seconda parte piace molto, perché introduce finalmente un principio di compensazione. Chiaramente se io costruisco qualcosa di nuovo consumo il territorio, fisicamente non può non avere occupazione dello spazio. Mi è data però la possibilità di farlo considerare a consumo zero se nello stesso tempo ripristino suolo consumato e lo riporto all'interno di un ecosistema naturale. Ed è quello che io a suo tempo ho sempre sostenuto quando andavamo a trattare con questi accordi con l'articolo 6 con l'amministrazione, di cui voi siete molti rappresentanti, in cui è il beneficio pubblico. E il beneficio pubblico è soltanto il valore l'incremento del valore metro cubo diviso a 40, 50 a seconda delle varie scelte dell'amministrazione, e ogni qualvolta si dice ma ci sarà pure un interesse pubblico e una valenza al fatto che io demolisco una serie di strutture, recupero un'area, e si dice no, la perequazione la viene fatta su questo, mentre adesso io credo che questo principio di compensazione sia nel momento in cui io non consumo territorio pur occupandolo, perché vado a recuperare non necessariamente sulla mia area, perché a mio modo di vedere la valutazione viene fatta a livello comunale delle superfici ripristinare, ecco che un mio intervento può essere considerato consumo zero. Forse questo è un incentivo a costruire maggiore forse del credito edilizio, perché se io vado da un contadino a chiedere di demolire una vecchia stalla, le faccio anche un piacere forse, il terreno rimane suo. Trovo sempre problematico, ma questa è il credito edilizio su cui questa legge punta. Speriamo che trovi finalmente una modalità applicativa, perché io ho visto sempre più poco con i crediti edilizi. Sulle definizioni, quindi, io dopo, parlando di qualche cosa si intende per zone degradate, lasciamo a chi affronterà poi questo problema, mi fermerei qua anche perché il tempo che mi viene dato è abbastanza limitato. Mi preme di sottolineare l'importanza di coordinare le tre definizioni che vi ho elencato, proprio perché per me sono decisive ai fini dell'applicazione di questa legge e anche a tutte le scelte che i privati sono chiamati a fare di fronte ai prossimi provvedimenti. Il terzo articolo invece, quello sugli obiettivi, crea un po' meno problemi, nel senso che se dovessimo commentarlo è di facile commento, nel senso che il primo capoverso introduce il ruolo primario della regione. La regione coordina lei, decide lei, gli elementi decisivi da lei, si passa quasi non più a quell'atto complesso paritario tra ente locale e regione, caratteristica dell'urbanistica tradizionale. Qui nella legge sul consumo del suolo e su come verrà poi applicata, a mio modo di vedere c'è una netta supremazia della regione rispetto all'ente locale. Mentre sugli obiettivi
anche in questo caso qua io li tralascerei e di soffermarmi particolarmente, sono scritti chiaramente è quello del consumo del territorio, si può consumare solo il territorio in via alternativa se non ci sono altre possibilità, la rigenerazione, la tutela delle biodiversità. Ecco che una legge sul territorio non è solo più edificazione, pianificazione, dove si costruisce e dove non si costruisce, ma si danno anche degli indirizzi sulla produzione agricola, sulle biodiversità. Probabilmente la Regione ha sentito la spinta forte, a quello che vi accennavo prima, sulle colline di Treviso in cui non esiste biodiversità e quindi c'è la necessità di salvaguardarla. Queste culture estese alle monoculture. E quindi c'è forse una tutela del territorio, una visione del territorio non più monotematica a settore, ma più a 360 gradi, e questo fa solo piacere. Per concludere vorrei fare un paio di riflessioni e dopo lascio la parola al professor Cavedano. Questa legge per me è entrata in vigore velocemente sull'emergenza, senza coordinarsi con altre normative statali che chiunque di noi domani si dovrà confrontare. A me viene in mente, vi faccio alcuni esempi. L'IMU, il presupposto per applicazione dell'imposta è la classificazione diversa dall'agricola. Avremo dei terreni adesso, un terreno di espansione è sicuramente non agricolo, ci sono tutti i presupposti per l'applicazione dell'imposta, però per legge non posso costruire, non per scelta, non perché c'è un piano che non viene presentato, ma per legge. È giusto pagarla? Quando è per legge? Quando è per legge che viene introdotta il divieto di edificare e quindi non scelte e così via. Io temo che in un eventuale ricorso in commissione tributaria prevalga il SISA adesso, perché quelli sono i presupposti di applicazione della sanzione. Un altro esempio sulla coordinare questa norma regionale con le normative statali può essere data, per esempio, in materia di indennità di esproprio. Ma esiste ancora l'edificabilità legale e l'edificabilità di fatto. Ha senso indennizzare il valore edificabile di un'area quando non si può costruire? Io credo che questa legge abbia staccato con il passato. Si è discusso a lungo negli anni 70, mi ricordo quando è entrata in vigore la cosa, mi ricordo lei, quando è entrata in vigore la Bucalossi, se lo ius edificandi faceva parte del diritto di proprietà sì o no, e quindi si è passati dal concetto di licenza a concessione e poi ai fini espropriativi se il valore edificabile deve essere indennizzato sì o no. Io credo che adesso con questa legge qui nel Veneto crea dei presupposti completamente incompatibili con la normativa nazionale. Perché io vado ad espropriare un'area e mi si dice costa 80 euro al metro cubo come comune e dico come 80 euro? Non puoi costruire. E quindi una legge che è intervenuta sull'emergenza ha anticipato riforme di altre leggi che necessariamente devono seguire ad un principio così importante come quello introdotto sul consumo zero del territorio. Perché dovrebbero essere aggiornati tutti i sistemi e tutte le normative correlate, per esempio tutta la guerra che abbiamo fatto sulle zone bianche, perché per ciascuno di noi il terreno, è vero, al di là del dibattito giurisprudenziale, il terreno per sua caratteristica è idoneo ad essere costruito, tant'è che un'area non pianificata, tuttora il DPR 301, credo l'articolo 9, dà degli indici bassi di edificabilità. Quasi che se non c'è pianificazione comunque si può costruire un po', perché fa parte delle caratteristiche intrinseche del terreno l'edificazione. Ora non più, così come il vincolo preordinato all'esproprio che decade dopo 5 anni e c'è l'indennizzo se lo reitero, che trova la propria giustificazione sul fatto che spoglio il proprietario di una delle facoltà di godimento del bene temporaneamente. Hanno senso tutte queste norme in presenza di una legge così? Io penso che di no, però lo vedremo andando avanti. Grazie.